vedi? Ma lui devi ammazzare, lì è il boss. Però no, da qua, da sotto, magari con un cecchino. Vabbè, anche le prese. Ta 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 ta. Ogni tanto ti dai i colpi. Ten! Dame! Aspetta che imparo. Lo posso prendere questo scemo. Levati. È immortale, vedi? No, a me, vale, mi vuoi mostrare quanto è nostro, sì. No, vale, no, a me! Okay. Okay. Okay, well, thank you. Okay. Bye-bye. Poi salvo, ciao, pare. Ma tu sei pazzo, cioè. Stavo vedendo qua recensioni The Medium. Ti, 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 Prescaricato. ti, 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 ti. Lo Poi sbloccano alle 17. Tu ricordi Silent devi Hill? montare alla fine? No, vale, no, no, Questa no, di no, stasera aspetta, la rete non spirituale di faccio Silent alla Hill. fine. Vale. 9 gli hanno dato. Aspetta, vediamo se lo posso fare vero. Va bene, sì. 3, Windows 2, Capture. 1, via. Boom, è morto. Fermo, devo mettere una cosa. Sì. Tanto sto cercando la partita. No. Che lo devo fare. Comunque, un prezzo me con l'ingegnere, ti prego, ciao. Su PC, Xbox X e S, non so se magari pa One, sai, ma forse no. Forse no. Che ne parlavano l'altra volta con il fatto che c'è il doppio mondo renderizzato in tempo Ah, reale. no, scudo! E ste minchiate qua, che stiamo in un pezzotto. The Medium ha fatto tanto parlare di sé. Vuoi per l'inevitabile richiamo a Silent Hill o per la scelta di abbandonare lo sviluppo su old gen in favore della nuova, il nuovo gioco di Bloober Team ha creato una generosa aspettativa, soprattutto in un panorama horror dove è facile trovare titoli sempre uguali e sempre meno soddisfacenti. Sì, Ma merita davvero tutta questa bello attenzione o è solo psicologico, un dice. fenomeno gonfiato dal marketing? Vediamo. Scopriamolo insieme. It's the end of summer. The Medium deve molto agli horror giapponesi vecchia scuola come Resident Evil e Silent Hill. In particolare da quest'ultimo riprende tutta l'atmosfera psicologica che definisce la storia di Marianne attraverso il Niwa e oltre. Invece che puntare su un largo uso dei jumpscare come in Layers of Fear, stavolta Bloober Team ha preferito costruire tensione, facendoci vivere in punta di piedi le oltre 10 ore necessarie per completare il gioco. In un bellissimo intreccio di trama e gameplay, The Medium racconta una storia 10-15 tragica ore ho elaborata letto. pezzo dopo pezzo fino a una conclusione che lascia con la voglia di averne ancora. Marianne è una donna forte, molto ben caratterizzata, che cerca nella propria maledizione un modo di essere utile agli altri e non si tira indietro di fronte al pericolo. Attorno a lei figure molto spesso fumose ma altrettanto presenti grazie a una narrazione molto articolata la aiutano e la ostacolano mostrandosi sempre essenziali nella comprensione degli eventi. Bloober Team ha dato vita a un personaggio sfaccettato e umano all'interno di una narrazione in continuo crescendo che non perde mai di mostrare. Mi sa che mi ha cominciato la partita. L'esperienza simultanea Aspetta. Sì, in attesa di altri giocatori. in due mondi è il vero fiore all'occhiello del gameplay. Fluida e mai invasiva, porta a un livello superiore a una meccanica già nota in... Pronti, dopo notiamo. Comunque il gioco è mosso, piede belle volte, 8, 8 e mezzo, 9. Gioco è bello. Vai. Dopo notiamo. Mappa. Cavolo, non è che da c'ho danni siamo. Nord. Qua c'è una bella rossa. Non l'hai vista. Ma che fuga? Ma qua sogno che è uscito? Ma dai. Ah, ancora dice porta. Ah, proprio vicino all'uscita mi ha fatto sparare. C'è qua. Non già si spara.
E mettere buoni cuffie, l'audio è ciò più importante nel sti gioco. Guarda schifo in mano c'è. Ma c'è magari qualcosa. Indizio, da. Mister Rama! Buona magari. Che sta merda, dai. La cosa che mi dice esclude la presenza dell'arachnide, quindi al ragno devo andare. Ok, mappa si è ristretta, prossimo indizio. Papà, che cosa nessun Patrizio? Prossimo indizio, non nessun Patrizio. Che lo sapevo. Non nessun Patrizio. Uè, Patrizio Gioffredo. Ti lascia tutto. No, non fare. I cani, tantissimi, non ci sparano. Papà, no. Questo ne sparano come pazzi. Sono dei tavoli, se sedere uno, ce ne sedere un altro. Sono troppo pochi tavoli, vedi? Che basta. Non rompere niente. Fa punteggio. A parte che è bello ammazzarle. Lascia le porte aperte. Da sparano. C'è una carovana. Caccia su casa, può essere che qua. Mister Lama che va nella tama. Don't know. Non lo so. Ma nel senso tu stai in tavoli? Ho detto bello campo aperto, è bellissimo. Bellissimo campo aperto. Per muore è perfetto. Come a fare? Qua sono, vieni. Non mi ammazzare! Che cavolo, non gridare a papà. Ma ho schifo roba enorme. No, magari. L'ultimo qualcuno. Ma come cazzo? Oh, qualcuno mi ha sparato. Qualcuno mi ha sparato. Che cosa? Io penso che qualcuno mi abbia sparato, ma mi ha pigliato con un proiettile. Andiamoci di qua. Merda! Favela, no! Okay. Okay. Well, Ciao thank Vince! you. Ciao Bye mare, bye. grazie! La favela, che sta brutta! Ma qualcuno mi ha sparato secondo me comunque. Sento camminare. Da sinistra. Compare, non devi ammazzare. Perché In due sono. Sono qua, da questa parte del muro sono. Sono in due. Sono in due, sono. Ah, e infatti uno dall'altra parte. Uno dall'altra parte. Ah! In due, uno mi fece il giro.
Maledetti. Poi non mettere niente. Vabbè, ho visto da dove mi ha ucciso e chi mi ha ucciso. Ci vuole una sensibilità intermedia nel sto gioco. Né la più veloce e manco la più lenta, ma la regolare a 1800. A 1800 maglia regolare nel sto gioco. Troppo lenta, bella, precisa, ma troppo lenta ce l'ho. Vabbè. Maledetti, in due erano. Perché questa modalità si può giocare singoli e coppia assieme. Solo singoli non si può fare. Maledetti. Vabbè. Adesso ne veniamo a recensioni The Medium wins for hours victory. Na 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 na. Passato. Ci si muove e si agisce contemporaneamente su due diversi piani di esistenza, mentre il mondo reale e quello spirituale interagiscono e si influenzano, rendendosi imprescindibili senza che questo si senta come una forzatura di game design. Per superare alcuni segmenti sarà talvolta necessario ricorrere alla cosiddetta esperienza extrasensoriale, ma trascorrere nel mondo spirituale più tempo del necessario ha i suoi rischi. In questi casi, infatti, Marianne scompare lentamente a partire dalle gambe man mano che si trattiene dall'altra parte. Una condizione che persiste qualora dovessimo incappare in un filmato, creando l'ennesima connessione tra gameplay e narrazione. Imparare a padroneggiare l'esperienza extrasensoriale si rivela utile soprattutto quando ci troviamo davanti alla minaccia delle fauci, la creatura che abita il mondo spiritico e dà la caccia alla nostra protagonista senza alcuna sosta. In The Medium non c'è il combattimento classico, ma il confronto. La nostra sopravvivenza è tutta una questione di ingegno, tempismo e a volte una discreta dose di fortuna nel momento in cui siamo chiamati a prendere una decisione critica. Se le fauci ci raggiungono è game over, ma abbiamo sempre un'ultima possibilità di difesa usando il potere spirituale. Le fasi stealth sono le meno convincenti del pacchetto, figlie di una certa goffaggine e di una telecamera fissa che non aiuta a gestire bene i movimenti e gli spazi. Al di là delle fasi concitate, l'esperienza è basata principalmente su enigmi dove il nostro cervello è l'arma principale. Non sono complessi, ma ben articolati, divisi tra i due piani di esistenza e spesso distribuiti su più fasi. L'esperienza nel complesso è lineare ed è giusto così. Un'eccessiva dispersione avrebbe giocato a sfavore della tensione. La stessa esplorazione è vitale per trovare gli indizi, ma anche i collezionabili attorno ai quali ruotano gli approfondimenti di trama è sì incentivata, ma comunque ridotta a individuare il dettaglio fuori posto nella zona entro cui ci si sta muovendo. Un particolare interessante di quando si esplora è che nell'esaminare un punto di interesse la visuale passa in prima persona. Un escamotage utile sia a non perdersi eventuali dettagli che la telecamera fissa non permetterebbe di notare, sia ad accrescere la tensione perché non si è mai sicuri che dall'angolo un po' più buio non possa aggiungere qualche pericolo. Il fatto che Bloober Team abbia abbandonato quasi del tutto i jumpscare del resto non vuol dire che questi siano del tutto assenti. La distribuzione tra enigmi e narrazione è generalmente bilanciata e ci sono giusto un paio di occasioni in cui si percepisce di più quella sensazione alla walking simulator facilmente perdonabili. Le prestazioni di The Medium sono ottime, con frame rate stabile e un ray tracing pronto a valorizzare anche i minimi dettagli. Devono però cedere il passo di fronte a una direzione artistica semplicemente meravigliosa che fa chiudere un occhio anche su alcune animazioni un po' goffe. Il mondo reale restituisce sensazioni inquietanti simili a quelle offerte da Silent Hill, mentre il piano spiritico è bellissimo e angosciante al tempo stesso. Qui una corrente del surrealismo distopico prende vita e si fa arte nel vero senso della parola, con ripugnanti quadri in movimento dai quali non si riesce mai a distogliere lo sguardo. A tutto questo si accompagna una colonna sonora di alto livello, frutto della collaborazione con una leggenda vivente come Akira Yamaoka. La musica infatti non prende mai il sopravvento, ma ci segue e ci accompagna, tace quando serve e non cerca mai di imporsi. The Medium è la somma delle esperienze passate di Bloober Team, che ha deciso di compiere il grande salto sulla next gen con un gioco capace di unire l'old school a meccaniche più moderne. Il risultato è un horror psicologico di alto livello con una narrazione in costante crescita che esplode in una conclusione inaspettata. Il gameplay è ben strutturato nelle sue parti, con un ritmo compassato tipico di queste produzioni che raramente mostra il fianco alla noia tipica dei walking simulator. Il tutto è impreziosito da una direzione. Ah, partita come in gioco. Sì. Ma guardate i gatti hanno Ma che
pure cazzo di cacciatore dietro sotto. Ma dai. Ah, abbandono subito. Ho dimenticato di prendere il Si cacciatore. capirebbe, cioè. Ma che c'ha la pancia aperta? Non è possibile. Ah, io qua ho cambiato un macello, mi sa poco fa. Sicuramente, perché ora qua non mi si vede più. Strano. Forse perché l'ho spostato. Ah, infatti, ecco qua. Sembrano un po'. Sono belle. Allora, vediamo un nuovo cacciatore, ma i soldi sta finendo. Ah, ci vogliono soldi per sbloccare. No, recluta. Ah, ok. Medio, no, cos'è questo? Un Winfield. Ah, prendo lui, ci metto le due cose mie precise. Okay? Okay, well, thank you. Ciao Bye. Carmine, grazie. Ci metto le mie due cose precise. Sono sempre cecchino, vabbè, no, se cazzo i segnalatori non me ne frega niente. Sicuramente il tirapugni. Sicuramente la cura. Bombe asfissianti, oddio, non è che non potrebbero essere utili. Aspetta, qua sì, cosa abbiamo? La bomba flash, vabbè. Dinamite cerata la metto. Iniziale per il veleno. Bomba avvelenata. Vabbè, andiamo così. Allora, il castello è fatto tutto qua, Anzi, no, questo vado io a casa. Te l'ho dato la casa. ok. Quindi sì, adesso faccio così. Questa qua però questa cosa era la mia. Perfetto. Ah, Ora è meglio ancora. il mattone mi ha aiutato. Poi Il mattone mi ha aiutato a me. mattone su mattone viene su una grande casa, che fatica che si fa. Lo sapevi? No. Cioè sì, perché l'ho comprato nel senso la canzone non la conoscevo. Cazzo è? Il mattone c'è pure un mattone, si fa. Ne faremo una recensione mentre. Direzione artistica eccellente e un comparto tecnico funzionale, in cui i due mondi simultanei brillano per fluidità e resa visiva. Potrebbe non essere un gioco per tutti, ma all'interno di un mercato volto ad accontentare chiunque, non possiamo che premiare queste coraggiose espressioni di originalità. Voi cosa ne pensate? Proverete The Medium su PC e Xbox Series X e S il 28 gennaio, magari tramite Game Pass? Fatecelo sapere nei commenti qua Assolutamente sotto sì. e se avete trovato il Voto video interessante 9. lasciate un bel mi piace per sostenere il Questo nostro gioco lavoro. nuovo Ne volete altri? Allora esce oggi iscrivetevi al alle canale 5, già l'ho cliccando sulla scaricato. campanellina per non perdervi Sì, è un nessuno gioco dei con la nostri storia, contenuti. vecchio Qui stile, accanto un trovate gioco alcuni vecchio suggerimenti come che tuo possono papà. interessarvi. Grazie per aver guardato fino alla No, è fine. nuovo il gioco, nuovissimo, però in stile come gli horror di una volta, diciamo.
adesso mi senti, no? Aspetta, allora, io adesso vado nel gruppo di mattone, poi ti invito e tu ti unisci, ok? CD, salta se mi senti, salta se mi senti, ok? Io 2 secondi mi unisco nel gruppo di mattone e poi ti invito, salta se vai ok mentre che abbassa il sedere. Ok, Salta se si abbassa. giochiamo. Ok. Ora tu se mi unisco, aspetta il caricamento e poi ti invito a fare. Ok. Si parte. Sei? Amene. Dimmelo. Yes, my people. Dove siamo noi? Sei live. Sì. Ciao a tutti. Se mi senti, Cavolo. mi invita, mi prego, mi senti la musica, Ah, rilevamento zero. Oh no, è scoposo. No, m'ha visto. M'ha visto, sì. Meno male che l'ho ucciso a volo. Quella proprio era la peggiore, quella. Però lì farene velenose. C'è l'abominio schifosissimo. Che gli buttiamo? Che abbiamo? Un ganderotti di dinamite. C'ho due sotto le pieghe. Lo attivo e lo chiudo qua dentro. Guarda, paga, no? Guarda dov'è? Ecco che sono schifosissimi sono di sopra. Ok, vai che ce l'ha sotto i piedi. Guarda che si è chiuso pure tutto. Spero ci sia morto, sì c'è morto, meno male. Ora possiamo entrare noi. Poi tu buttato che mi ha fatto. Cazzo. Brucia, porca Eva, no. Devo aspettare che ora si finiscono le fiamme. Sì che c'è morto, di brutto c'è morto. Qua me lo fa venire? Che cazzo devo fare per... Ah, ok. Spari vicino. Ecco. Dai. Sanguine, va bene. E questa porta. Prendiamolo, non è rosso. Buoni proiettili. Che cavolo, sbaglio sempre il tasto. Però
che cavolo, no, no, no. Andiamoci. Eppure quello col filo spinato, guarda. Questo lato. Quando che me ne ha fallito. Oh, non me ne ero accorto di sto scemo di guerra. Guarda, sei proprio uno scemitto di guerra. Ascensore, vai. Guarda, sei proprio munito di sci. Vieni qui, ti ammazzo. Che cavolo non si alza? C'è due vicinissimi sono gli indizi. Merda. Merda, lasciamo perdere. C'ho pure che mi vede e poi mi viene a rompere le balle. Avanti. Boom. No, cavolo. Il molatore invece forse. Cavolo no, che schifo, oddio, cavolo no. Che si è buttato quello, no? Non si butta, ok. Vai. Che cavolo. Andiamo. Sud, sud-est. No, sud-ovest, est. Due indizi che correremo a papane. Tappezzino nuovo, manca una vecchia. Appena preso che fa fetisci. No.
No, io sapevo. Lo sapevo. Lo sapevo. Avevo sentito qualcosa. Avevo sentito qualcosa. Avevo sentito qualcosa. Da dove? Ah, da vicinissimo. Mi seguiva allora. Mi seguiva allora. Avevo sentito io qualcosa. Maledetto. Dai, ci Vabbè. fatti sotto. Deodorante appena preso che fa feticid. Appuntamento alle 9:30, ma io. Ehi, dottor, ti sei sputacchiato? Ma sei uno sputacchione allora. Oh, stanno Fanno male gli occhietti a papà? Che? Fanno male un po' gli occhietti? No, ho detto, qua dentro c'è il mio amichetto. E io perché resistere quando sto lottando? Ora basta, CT. Riccardo, sediti bene, Gioia. Eliminazione interna. Riccardo, Che c'è qua? ti fanno male gli occhi? No. Li tieni così, stretti stretti, come se ti facessero male. Sicuro che è tutto a posto? Questa sta fluttuando, per ora si deve andare Sblocca, oh, mamma, ma che cos'è? Bomba adesiva, ok. Che ecco fatto? Ah, bloodline. La linea di sangue. E il cobba del sole. Sordo non aglio. Ah, che più gratis. A me ne aveva una cosa, scusate se ci posso cangiare la pistola, però una cosa, vabbè, tanto che più gratis siamo qui, ok, vai. Ci posso cangiare la pistola che l'ho silenziata, dai. Già è cosa d'orecchio. Siamo così, una cura, la metto una cura. E un cantarotti di dinamite. Normale, non incerato. Ho un momento la statua del CT. Tra poco, mi sa che sarà proprio lì. Non è che ti sei rubato la mia casa di ferro, schifoso? Vale. Ti sei rubato la mia casa? Non mi dire.
Infamo. Ma vero che venne pisce davanti alla fera? Mi stai guardando in terra? Uè, mi stai sporcando a terra. Ne. Mangi pesce a brodo tutti i giorni e poi non può stare a fera. Mi stai guardando in terra? Infamo. Non è vero che venne pisce davanti alla fera? Beh, vendi il pesce in fiera. Stai sporcando a terra. No, no, scursone, c'è lo schifo. Lo schifo delle acque. Oh, ma cacciare, sangue. Oh, ciccio bombo sanguisuga. Poi è proprio un ciccio. Un ciccio bombo. Lo uccido? Ma è un ciccio bombo. La schifosa. Uccisa, meno male. Allora, mi stuccare anche. Senti scuccigliando cammute e poi. Ciao la boss fight. Senti se scuccigliando cammute. Uè, gente che spinge. Dai, al massimo ci prendiamo qualcosa di leggero. Qualcosa d'orecchio. Questo sto facendo lo schifo, non lo è. Non sogno lo schifo, vero? Dico freddo. Fare un giro in casa. Rosso, non è buono, e che se è buono? Allora, freddo. Oh, ciccio bombo. Chiudi, che c'è ciccio bombo. Andiamo a nord. Andiamo a nord dal Jeffrey. C'è bomba. Quanto tollere? Mica spicci. Che cazzo era compare? Ah. È un ciccio bombo. Sanguisuga. Partivo ciccio. E nemmeno lui sa come. Piano piano. Visto piano piano.
Sbuglio l'arma. Uè, mi ha sbagliata l'arma. Scombare. Scombare. Ok, sì. Scombare, scombare. Che schifo. Non si vede la testa, non si vede. E devo prendere la testa, se no sono inutile. Ok. Si apre, sta bene. Ma l'hanno già ucciso. Sì, guarda dov'è. L'hanno ucciso già. Che bei camici, no? No, così che si stende in bagno. Vedi. No. Dai, che cosa? No, questo non si rende. Dove cazzo? Non lo vedo più, assurdo. Ah, ecco là. Ma è lontanissimo, le uscite. C'era lì vicinissima l'uscita. Proprio accanto c'era l'uscita. Quindi è lontanissimo. Non ci arriverò mai. Cavolo, ma qua è pieno. Sono un... No! Cavolo, la schifosa vale c'è. questo. La schifosa c'è. Aspetta, prima lei. Okay. Okay, well, thank you. Bye-bye. Presa. Grazie Camprucci, grazie Maria. Mi ha raccolto le taglie già. Ma ce l'hanno là vicinissimo, è uscita. Non ci arriverò mai. Al massimo posso fare la fuga senza taglia. Dove sono, guarda dove sono. Video. No, un'altra. Ma meno male che non mi ha visto. Ora sì però. Ora sono fermato. No! Senza proiettili, non ci credo. Non ci credo. Incredibile. Dov'è lei? Muoviti, se non lo uccido non la smette. Ma che è morta stavolta.
Dov'è che sono? Ma c'hanno l'uscita che ha 2 passi, a meno che non stanno temporeggiando perché hanno paura che c'è un mostro. Oggi come punti. Vai. Minchia, qua è pieno. Lo sapevo io. Cavolo. Ecco la cura. Boom, mi sparano in testa. Sono fuggiti. Sono fuggiti. Oh, muoviti. Ho sentito di tutto. Che schifoso il problema. Vero, meno male che l'ho presa con un colpo. Meno male. E non mi resta che fare punti a più non posso e uscire senza farmi ammazzare. Ah, lì all'uscita si stanno sparando sicuro. Armi. Ok. Armi, buone. Ciao. Come si dice? Proiettale. Che cos'è che è successo alla missione? Ah, finisce tra 3 minuti, devo andare all'uscita, velocissimo. Veloci, 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 veloci. Poi era più vicino ora. Mi sa che questa era più vicina. Non ce la farò mai in 4 minuti. Quindi proprio al centro di mappa. Ah, magari ce la faccio, dai. Un ammazzone prima. Ah, perché poi è uscito con il... Ah, appena finisce la taglia poi rimangono... Ma quello scappa con la taglia rimangono 4 minuti. Buono a sapere. Cazzo, cacca, sono finito. Veloce. Non mi tocca costeggiarlo tutto, vabbè, buono se lo costeggio, niente. 3 minuti. La vista sono proprio full. Dai che ce la facciamo. No, come se avessi sentito camminare o qualcosa del genere. Dobbiamo muoverci. Due minuti. Da qua devo passare per forza. Cazzo, i cani, no! I cani no, i cani sono morti veramente. Dai, così esce, sì. Sono troppi. Cavolo. Oh, pieno di cani. No, se non l'ho visto sono fregato proprio.
Andiamo, apri. Questo uscita del cavolo. Vai. Non si è mosso. Sono i nani, non sto capendo. Non ci credo, ho già due regale, non ci credo questo. Raga, non ci credo, cavolo. Ferma, stiamo reggendo il cavolo, muoviti. Muoviti che ne arriva un altro, muoviti, non ce la facciamo. Assurdo. Avevo detto che se mi beccavano i cani ero morto. Io non lo sparisco. Hai visto che rifugio? Cosa? Hai fatto un rifugio? Questa cosa è il Battle Royale, se non sbaglio. Giocatore sì, un cacciatore è gratis. Non serve poter raccogliere armi sulla mappa, chiudi 4 fattori di mezz'ora per attivare la fonte di purezza e assorbire la tua energia per fare la tua anima. Ci sarà un solo vincitore sulla mappa, sia una specie di Battle Royale questo. Proviamolo. Anche se io no, stacco qua, anzi devo fare una doccia, che ne sono, sì, devo andare al lavoro. E vabbè, ci vediamo stasera con The Medium in prima visione. Bye. E non ce n'è tanto videocamera, papà. E che devi dire? Parla. Poi dopo facevo grounded, abbiamo scoperto un segreto. Ah, Grounded, vero. Dobbiamo continuare anche Grounded, che qua mai l'abbiamo streamato Grounded. No, mai. No. Quella volta che abbiamo giocato no, lo stavamo streamando. Streamare veramente. Ciao. Dove